Più di 100 dipendenti del comune di Agrigento negli ultimi 4 anni hanno raggiunto la tanto attesa pensione. Sono 122 i lavoratori che hanno lasciato, stanno per dire addio alla loro scrivania. L'ultima raffica di richieste approvata dalla Giunta conta 13 proposte di pensionamento, una vera e propria emorragia agevolata dalla quota 100, una situazione che mette a rischio il funzionamento stesso dell'ente. Ci siamo già in passato rivolti all'ANCI, spiega il sindaco Lillo Firetto, condividendo un problema che oggi di molti altri comuni in Italia. L'associazione si è rivolta al governo nazionale, ma al momento senza nessun esito. Il rischio, conclude il primo cittadino che corre Agrigento, è concretamente quello di non riuscire più a garantire anche le normali attività quotidiane. Stiamo quindi agendo con una rimodulazione del personale in servizio, sfruttando le posizioni organizzative per creare delle figure di vice dirigente con potere di firma. Questo consentirà temporaneamente di ridurre disagi, ma è evidente che sono necessari interventi strutturali. L'ufficio tecnico del comune di Agrigento è a rischio sopravvivenza. A lanciare l'allarme è anche il presidente dell'Ordine degli Architetti, Alfonso Cimino. Ad ottobre, spiega, andranno in pensione 6 funzionari con lo smantellamento definitivo di servizi come quello di analisi delle pratiche di sanatoria edilizia, che potrebbe essere definitivamente eliminato. Ma non solo, qui il rischio è che si vada a bloccare tutta l'attività tecnico-edilizia della città. Per questo Cimino, nel lanciare un appello ai comuni di Agrigento e Sciacca, garantisce l'impegno dell'ordine da lui rappresentato per portare avanti la vicenda in tutte le sedi opportune. Lo diciamo oggi, tuona Cimino, non permetteremo che si vada a penalizzare l'attività dei professionisti e con essa l'economia di una città intera.